E buongiorno amici di Matto Scacco, ricominciamo a dare uno sguardo da vicino al torneo dei candidati, questo torneo importantissimo dove i migliori grandi maestri al mondo si sfidano e il vincitore avrà la possibilità di sfidare il campione del mondo e quindi di giocare per il titolo di campione del mondo di scacchi in carica del 2024. Ora, ci eravamo lasciati sul sesto e settimo turno, nel frattempo hanno giocato altre partite, ne giocano una media di una al giorno, c'è stato all'ottavo, il nono turno, all'ottavo turno c'è stata questa bellissima partita tra Nakamura e Caruana e Nakamura è veramente un giocatore tattico ed è molto molto forte. Qui Caruana gioca B5 e questa mossa purtroppo che sembra una mossa così naturale in realtà gli farà perdere la partita. Come si perde la partita? La partita si perde in questo modo, tramite questa combinazione. Se vuoi metti in pausa il video o altrimenti ce la vediamo subito. Cavallo E7 scacco. Ti ricordo che il re non può andare in H7 perché c'è l'alfiere, quindi è costretto ad andare sulla casella nera, unica, e adesso arriva cavallo in D5. O ti prendi scacco matto, perché se la regina arriva in F8 prendi scacco matto, o perdi la donna. E se provi a salvare entrambi non ci riesci perché dovresti mettere la regina a salvare il cavallo e qui la regina verrebbe catturata, qui la regina verrebbe catturata. E quindi Fabiano Caruana abbandona. A quanto pare anche i grandissimi giocatori possono commettere blunder di carattere epico. Nakamura è veramente un giocatore tattico, super tattico e infatti voglio mostrarti questa partita giocata ieri, nell'ultimo turno, Nakamura con il nero, Pragnananda con il bianco. Vedremo anche in questa partita come Nakamura riuscirà a sfoggiare tutte le proprie doti tattiche. Alla fine di questa partita vedremo qual è la classifica provvisoria. Vi ricordo che il 22 dovrebbe finire questo torneo, siamo al 18, quindi è ancora tutto in gioco. D4 finalmente, qualcuno che apre con D4, D5, cavallo F3, cavallo F6, C4, C5, una risposta molto forte, e ovviamente C per D, regina per. Possiamo dire che fin qui la partita è stata totalmente simmetrica e vediamo se il bianco avrà voglia di cambiare o no le donne. La risposta è sì, la risposta è sì. Il nero è felicissimo di cambiare le donne perché? Perché a questi livelli, a livelli così alti, giocare col nero è un po' una sofferenza. Ai nostri livelli si vince col bianco, si vince col nero, ma ai loro livelli il vantaggio e lo svantaggio di giocare col bianco o col nero si sente, si sente. Adesso a 6, mossa fondamentale per chiudere i salti del cavallo, dei cavalli. G3, l'alfiere campochiaro del bianco si svilupperà in fianchetto e farà pressione lungo questa diagonale. E5 per scacciare il cavallo, cavallo in B3, cavallo C6. Sembra che il nero ora non abbia nulla da temere, si sia sviluppato bene, ha anche persino un pedone al centro e ora una persona comune probabilmente giocherebbe uno sviluppo di alfiere, ops, alfiere in E6, oppure se voglio roccare corto, alfiere B4 e rocco corto, ma Nakamura non è una persona normale, è un super grande maestro che rasenta i 2800 punti, quindi gioca la prima, tra l'altro, mossa consigliata dal motore che è A5. Ragazzi, questa mossa è folle, tenendo conto che poco fa aveva giocato a 6, quindi perde un tempo per giocare a 5 e chissà, forse vuole andare fino in A4 in pieno stile Alfa 0. Guardate come i motori hanno influenzato e stanno influenzando lo stile di gioco. A volte, vedendo queste partite dei grandi maestri, sembra di vedere dei principianti, no? Perché diciamo che annullano tutti i progressi teorici fatti fino adesso. Mai muovere lo stesso pezzo che è appena mosso in apertura. Se devi mettere un pedone al centro, muovilo in una sola mossa di 2, e invece no, un passo è un passo incredibile. Cavallo, ovviamente questa spinta in A5 ha creato il buco, adesso il cavallo si può insidiare in B5 proponendo poi il classico attacco doppio del cavallo. Alfiere B4, scacco intermedio, quindi ora il bianco è costretto a spostare il re o a difendersi e adesso arriva re in E7. Ovviamente ora questo non fa più paura perché è vero che attacchi la torre, ma
non fa più paura questo attacco. Se qualcuno si chiede perché il nero ha dovuto spostare il re, allora anche per dire anche a Roccocorto aveva la stessa funzione. Allora sì, ma il gioco senza regine, diciamo che il re al centro in un gioco senza regine non è poi così, diciamo, da sciagurati, ecco. In vista anche di un finale, il re sta meglio al centro, perché ricordiamoci che nei finali partite il re deve andare verso il centro della scacchiera, quindi è un pochettino già un portarsi avanti. Arriva pedone in A3, cambio gli alfieri e ora A4. Siamo alla 14ª mossa e il pedone è già arrivato fino a A4. Anche qui, in vista di un finale, questi pedoni così avanzati sono fondamentali, poiché se cadranno questi pedoni con una serie di scambi nella partita, questo pedone sarà solo a pochi passi dalla promozione. Cavallo in C4, alfiere in A6, finalmente viene sviluppato anche l'alfiere, torre C1 per difendere il cavallo e torre in A6, difendendo ulteriormente il proprio cavallo e impedendo anche salti del cavallo avversario. A Roccocorto per il bianco, torre di 8, ormai bisogna prendersi quel che si può, colonna aperta, cavallo in E3, torre in A5 attaccando il cavallo, alfiere per C6, pedone per C6, ovviamente la torre non può catturare perché c'è sotto il cavallo, e cavallo C3 che allo stesso tempo, diciamo, difende anche, toglie anche l'attacco. Alfiere B3, cavallo B1 per attaccare il pedone C6, torre in A6 per difendere, fin qui tutto abbastanza lineare. E c'è da dire che questo pedone in C6 è un pedone debole per il nero, è un pedone debole che può essere facilmente attaccato, magari con sparo, con dei raddoppi di torre, magari con qualche cavallo che arriva lì a attaccarlo. Quello è un punto debole, ma vedremo come in tutta questa partita arriva F4 e il motore suggerisce come prima scelta la cattura, ma Nakamura sembra che non abbia alcun tipo di problema nel creare pedoni avanzati, che possono essere delle debolezze, perché è vero che questo è molto fastidioso, ma magari, non so, cavallo di 2, oh no, cavallo di 2 non si può fare adesso, cavallo C3, inizia a esserci pressione, magari il bianco riuscirà a catturare questi pedoni così avanzati. Ovviamente Nakamura aveva fatto bene i conti. Re F2, torre B6, cavallo C3 creando pressione, G6, e qui con G6 l'idea è quella di riuscire a spingere F5 per consolidare la propria catena di pedoni. Infatti è così che va la partita. Torre B1, cavallo in D5, il bianco non può permettersi di catturare questo cavallo poiché raggrupperebbe i pedoni del nero, mentre questo pedone C6 è un pedone debole e lì dovrebbe rimanere secondo la teoria. Torre in C1, F5. Come puoi vedere dalle ultime mosse del bianco, torno indietro di qualche mossa, il bianco sta temporeggiando muovendo la torre qui e lì. Quindi questo significa che il bianco non ha un piano chiaro per migliorare la propria posizione, il nero ce l'ha avuto il piano e infatti possiamo vederlo da questa bellissima catena pedonale. Quindi ci sono già 2 pedoni del nero che hanno sorpassato la metà campo avversaria e quindi che guadagnano spazio e che tolgono spazio ai pezzi avversari. G4, qui era probabilmente l'unica, anche il motore suggerisce questa mossa, l'unica reazione per cercare di fare qualcosa contro questa catena di pedoni. È vero che si lascia il pedone in F4 debole, ma arriva pedone per, cavallo per, pedone di vantaggio per Nakamura, un pedone di vantaggio momentaneo, ma Naka aveva già calcolato tutto. Ora il motore consiglia al re di andare in E1, una mossa molto difficile da vedere. Il re invece di Pragna va in E3. Sembra una mossa più chiara, il re che si centralizza, il re che fa un attacco doppio. Cosa c'è di male? Ma Nakamura aveva già visto tutto questo. Cavallo D5, ricordiamoci che questo cavallo non può essere catturato, altrimenti vengono uniti i pedoni. Il bianco si riprende il pedone che aveva appena sacrificato, ma adesso arriva una bellissima combinazione e ancora qui lo sguardo tattico di Nakamura è veramente eccezionale. Ti dico che da questa situazione Nakamura riuscirà ad uscirne fuori con un pezzo in più. Riesci a trovare la combinazione, è qualcosa di davvero folle, qualcosa di folle. Andiamo a vedere. Cavallo per C3.
B per C3. E adesso queste due torri inizieranno a collaborare per creare quasi una rete di matto. C5. Il re non può andare sulla colonna D, anche se al momento c'è la torre, ma intanto il pedone nero con l'alfiere bianco iniziano a togliere case importanti. Ovviamente qui c'è la torre, possibilità di torre di andare in E6, possibilità dell'altra torre di andare sulla colonna F. Insomma, qui il re inizia a avere poche case. Arriva torre in F4, errore decisivo, perché ora questo re ha ancora meno case. Qui non può andare, qui non può andare. Può andare solo in F3 per andare verso sinistra, ma dopo alfiere D5 il re non può scappare qui, non può scappare qui, non può scappare qui, non può scappare qui, ed ecco il motivo di C5 devastante. Potrebbe scappare in D3, ma si prenderebbe qualche scacco di scoperta. Ha veramente pochissimi posti dove andare. Arriva il re in E3 e adesso come si prosegue? Il re è veramente in trappola. Ovunque vada sembra che succeda qualcosa di brutto. Forse in F2 potrebbe mettersi in salvo, ma arriva H5. Questo cavallo è praticamente perso. Non può andare in F6 poiché arriva torre per. Non può andare in E5, altrimenti questo cavallo viene attaccato più volte in vari modi. Può andare in F2, vediamo che cosa succede se va in F2, e può andare in H6, che è quello che poi succede più tardi in partita. In caso di cavallo F2, comunque ora questo cavallo toglie anche le vie di fuga al re. Semplicemente arriva torre in E6, scacco, l'unica è cavallo in E4, ma qui semplicemente la partita finisce dopo G5. La torre deve andare via dalla quarta traversa e andando via dalla quarta traversa semplicemente permetterà al nero di guadagnare un pezzo. Fenomenale. Motivo per cui in partita sulla mossa H5 Pragna cerca un controgioco con C4, ma dopo alfiere A8 si ripresenta la stessa identica posizione di prima. È cambiato solo che l'alfiere da D5 è andato in A8, ma controlla comunque la stessa identica diagonale. Cavallo in H6, questo cavallo, come puoi vedere, non ha troppe vie di fuga. L'unica probabilmente è tramite F7 o magari torre F7, ma sembra veramente un cavallo in trappola. Vediamo come converte questo vantaggio. Torre 6 per Nakamura, re in F2, il re cerca di scappare, ora ci sono le varie entrate e quindi torre F6 chiedendo un cambio, re G3, torre in H8, cavallo in trappola, torre per F6, re per F6, scacco intermedio, re G7 e ora questo cavallo non ha case dove andare. Se arriva la torre qui perde il cavallo e qui non può andare, qui viene catturato, l'unica potrebbe essere F7, ma dopo torre F8 hai perso o il cavallo o hai perso la torre, quindi la partita finisce male. In partita Pragna almeno gioca cavallo F5, così almeno riesce a prendersi un pedone, ma arrivati a questo punto in un finale con praticamente quasi parità di pedoni, qui è vero, Pragna si prende un altro pedone, ma la tecnica del finale di Nakamura permette di vincere facilmente. Qui si riprende un pedone, alla fine riesce Nakamura a scambiare a un certo punto le torri e scambiando le torri la partita è finita. Qui Pragna abbandona, dopo questa qui è solo questione di tecnica veramente, bisogna, anzi su C3 è già partito il pedone. Su C3 è già partito il pedone perché il re non può andare qui che c'è l'alfiere e non fa tempo a rincorrerlo perché arriva prima la promozione. Fantastica partita da parte di Nakamura. Andiamo a vedere ora la classifica finale. Abbiamo Jan Nepomniachtchi che sta facendo un ottimo torneo, primo in classifica. Io credo e spero, onestamente io faccio il tifo per lui perché, ripeto, essere arrivato 2 volte a sfidare il campione del mondo è difficilissimo, vuol dire che te lo sei ultra meritato e veramente merita di essere il campione perché è veramente forte, Nepo è veramente forte. A seguire, secondo e terza posizione a pari merito Gukesh, Nakamura e poi Fabiano Caruana che è lì dietro con 6 punti. A seguire 5 punti e mezzo per Praggnanandhaa, 5 punti per Vidit Santosh, Super Santosh, il famoso pallone di noi ragazzi di 30-40 anni, ragazzi.
Alireza Firouzja 4 punti e mezzo, e purtroppo non è un buon torneo per Abasov, che purtroppo non è riuscito ancora a vincere una partita e quindi ha soli 3 punti. Bene, il torneo è ancora tutto da giocare. Speriamo di vederne di belle. Tifiamo per Nakamura e Nepo, che stanno facendo un ottimo torneo, e ovviamente anche Gukesh, che è giovanissimo e sta giocando molto molto bene. Ragazzi, seguiamo questo torneo da vicino e a presto, ciao!